Da martedì prossimo 21 settembre riprendono a Favara i servizi sanitari gratuiti di elettrocardiogramma e di educazione alimentare offerti dalla Confraternita Misericordia. Quindi, dopo la pausa estiva, ci fa sapere il governatore della Confraternita Giuseppe Castronovo, si ritorna ad offrire alla cittadinanza quei servizi che tanto successo riscontrano tra la gente. L'elettrocardiogramma presso la sede di Via De Gasperi è a cura della dottoressa Diletta Tinaglia e si effettua il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19. Il servizio invece di educazione alimentare svolto dalla dottoressa Maria Chiara Lo Monaco si effettua il mercoledì sempre dalle ore 17 alle ore 19. Il governatore Giuseppe Castronovo ribadisce che tutti i servizi di prevenzione effettuati presso la sede della Misericordia di Favara sono completamente gratuiti e chi volesse usufruirne deve prenotarsi telefonando al numero 0922 43 8201. Ovviamente, ci dice Castronovo, le offerte sono ben accette in quanto la nostra confraternita non usufruisce di alcun tipo di sovvenzione ed ha anche delle spese di gestione. Inoltre Castronovo ribadisce che presso la confraternita è sempre attivo il servizio di ambulanza per il trasporto degli ammalati 24 ore su 24. Per quanto riguarda le attività della Misericordia, il governatore invita tutti coloro che vogliono svolgere delle attività di volontariato ad avvicinarsi alla realtà che è presente da anni sul territorio favarese. Infatti la confraternita è alla ricerca di volontari senza limiti di età ed è nelle intenzioni del governatore anche quella di partecipare eventualmente al bando nazionale che consente a diversi giovani di svolgere il servizio civile. Comunque, le iniziative intraprese nel tempo dai volontari della confraternita non si arrestano con i servizi già attivi. Infatti a breve partirà anche uno sportello di consulenza psicologica. Diverse sono anche le campagne di prevenzione a diverse patologie che la Misericordia di Favara intende programmare nei prossimi mesi e che noi di Sicilia TV vi daremo notizia.